Oltre 270 espositori, 300 imbarcazioni di extralusso. Oggi all'Arsenale prende il via la sesta edizione del Salone Nautico. A dare il via all'evento il fragoroso rombo nei cieli delle frecce tricolori. Una cerimonia impreziosita dall'esibizione degli incursori della Marina Militare che si sono lanciati dal cielo per poi ammarare con maestria nella darsena dell'Arsenale, suggellando lo storico legame tra Venezia e il mare, tra tradizione e futuro, proprio come ha sottolineato il sindaco Brugnaro che lancia un appello. Noi abbiamo finanziato, abbiamo messo proprio i soldi già per finanziarlo sia per il 2026 che per il 2027, perché è sicuro che si fa, dopo, adesso a fine salone annunceremo già le date del prossimo e le aziende continuano a darci fiducia, sono contente eccetera, però bisogna che la politica, perché il prossimo anno i cittadini che votano controllino i programmi, per cui annuncio già, dico che tutti, spero, destra e sinistra, mettono nel programma, continuiamo a finanziare il salone. Ecco, la stessa cosa chiedo alla Regione, no, c'è la Fiera Cavalli, c'è la Fiera del Vino, c'è anche il Salone Nautico, magari il prossimo candidato sarebbe bello che dicesse una cosa su questa roba qua, cioè che di finanziare, di dare una mano, perché è un'industria davvero diffusa di tutto il Veneto. Al taglio del nastro, oltre al sindaco, il governatore Zaia, il presidente Zoppas, l'ammiraglio ispettore capo della Marina Militare Italiana D'Attola. Bisogna investire, dopodiché noi dobbiamo investire su delle progettualità. E dopodiché gli investitori verranno selezionati in base anche alla loro affidabilità, però è fondamentale che si investa. Venezia è sempre stata una città cosmopolita, la Repubblica Veneta è sempre stata cosmopolita, lo vediamo dai diversi fondachi che abbiamo, ma lo vediamo anche banalmente dalla nostra ristorazione che ha presente le spezie, ha presente una contaminazione che è totalmente mediterranea. A suggellare il significato strategico dell'evento per l'intero comparto nautico nazionale e internazionale, la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa. È inutile stare a ricordare che siamo al 6° anno, sta progettando come renderla ancora più importante nei prossimi anni. È il futuro che parte da Venezia anche per il mare e per il Made in Italy. Complimenti. L'Arsenale, cuore antico della potenza navale veneziana, torna così a pulsare come centro dell'innovazione nautica. Organizzato da Vela SPA per conto del Comune, il Salone Nautico si conferma uno degli appuntamenti più importanti del panorama nautico europeo, capace di fondere eleganza, sostenibilità e innovazione. Con il supporto della Marina Militare animerà la città fino al 2 giugno. Sarà aperto dalle 10 alle 20 con un'apertura prolungata alle 22 sabato 31 maggio.